Amici di Sicilia Doc, oggi ci troviamo a Santa Lucia del Mera, paese in provincia di Messina. Siamo esattamente su Colle Maccaruna, un punto strategico per la difesa del territorio. Sì, capo! Siamo davanti a ciò che resta dell'antico castello, la cui ultima costruzione risale ad epoca aragonese, nel XIV secolo d.C., sotto re Federico II di Sicilia. Nel 1674, nei luoghi dove sorgeva l'antico castello, ormai in uno stato di abbandono, venne costruito il santuario della Madonna della Neve. Siamo all'interno del santuario e alle mie spalle possiamo ammirare il bellissimo altare maggiore che ospita al centro, tra i santi Lucia e Biagio, protettori della città di Santa Lucia, la statua della Madonna della Neve con in braccio il bambino, opera di Antonello Gaggini, consegnata dallo grandissimo scultore siciliano, alla città di Santa Lucia nel 1529, esattamente il 7 giugno. Originariamente era collocata nella chiesa di San Giuseppe. 2000 years ago. 2000 years ago. 2000 years ago. Proudest boast was Civis Romanus Sum. Today, in the world of... Ogni anno, il 5 agosto, viene portata in processione una statua della Madonna della Neve. Si tratta della statua qui al mio fianco, realizzata da Lio Gangeri, il messinese Lio Gangeri, nel 1858. Un luogo meraviglioso, una posizione panoramica straordinaria. Qui sono state girate le scene del film Il 7 e l'8 di Ficare e Picone. Venite a visitare il santuario della Madonna della Neve a Santa Lucia del Mera. Sì, capo! Il titolo della Madonna della Neve è strettamente legato alla Basilica di Santa Maria Maggiore in Roma. Nel IV secolo d.C., sotto il pontificato di Papa Liberio, un nobile e ricco patrizio romano di nome Giovanni, insieme alla moglie, non avendo figli, decisero di offrire i propri beni per la costruzione di una chiesa dedicata alla Santa Vergine. La Madonna apprezzò il gesto e apparve in sogno ai coniugi la notte fra il 4 e il 5 agosto dell'anno 352 d.C., indicando con un miracolo il luogo dove sarebbe sorta la chiesa. La mattina seguente i coniugi si recarono dal Papa per raccontare il sogno. Anche il Papa disse loro di aver avuto la stessa visione e tutti insieme raggiungere il posto indicato, il Colle Esquilino, che fu trovato coperto di neve in piena estate. Lì fu costruita la chiesa, che nel corso dei secoli divenne la Basilica di Santa Maria Maggiore.